Muore un medico del 118 di Trebisacce ricoverato dal 3 dicembre scorso. Preoccupano i contagi in Calabria, intanto altri due comuni, San Luca e Casignana, diventano zona rossa. L'allarme del primario di malattie infettive del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, cresce la pressione sugli ospedali, preoccupa il trend dei contagi. Il roditore tra gli snack del distributore all'ospedale Compagna di Corigliano Rossano, l'ira del sindaco Stasi. Altre 5 persone indagate dalla Procura di Paola nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge il direttore dello SPOC, Paola Cetraro, tra loro anche il figlio e il nipote di Vincenzo Cesareo. Il Recovery Fund divide la politica, per Forza Italia Calabria dimenticata, per il PD si tratta di un primo passo importante. I rossoblù in rimonta riacciuffano il pari contro il Monza e alla fine, nonostante in 10, sfiorano il successo. In gol il neoacquisto Tremolada. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura il lutto nel mondo della sanità cosentina. È morto a causa del Covid-19 Giuseppe De Vita, 63 anni, medico del 118 in servizio a Trebisacce. Era ricoverato da più di un mese in ospedale. Il Covid circola in Calabria e c'è un allarme, cioè quello che i ricoveri tornano al livello del mese di ottobre. Vediamo. Non ce l'ha fatta Giuseppe De Vita, medico del 118 in servizio nella postazione di Trebisacce, contagiato dal SARS-CoV-2 e ricoverato dal 3 dicembre in ospedale. Dalla terapia intensiva di Cosenza era stato trasferito a Catanzaro, ma le sue condizioni non sono migliorate. Il Covid-19 ha preso il sopravvento e per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Lutto nel 118 calabrese. Il responsabile Borselli e i colleghi hanno dedicato un ringraziamento a De Vita, al suo buon cuore, alla sua tenacia, alla sua allegria, al suo sorriso. Arrivederci Giuseppe, hanno scritto, nessuno di noi ti dimenticherà e ti porteremo per sempre nel nostro cuore. Il decesso del dottor De Vita si aggiunge ai 4 registrati ieri sul territorio calabrese, 531 in totale dall'inizio della pandemia, numeri cresciuti a dismisura durante quella che viene definita seconda ondata e che aumentano anche ora che la Calabria sembra essere all'inizio della terza. Lo dicono i dati sui ricoveri, in risalita negli hub e negli SPOC regionali. In provincia di Cosenza, con i 9 registrati ieri, sono saliti a 121, un trend preoccupante che ricorda quello di qualche mese fa, che ha portato poi all'inasprimento delle misure di contenimento entrate in vigore a novembre. 10 i ricoveri nelle ultime 48 ore, al GOM di Reggio Calabria, 87 in totale. La necessità di ricorrere alle cure ospedaliere aumenta quando il virus circola velocemente tra la popolazione. Molto alta la percentuale di contagi sui tamponi effettuati. 38 i nuovi casi intercettati nell'area di Corigliano Rossano, 21 a Cassano, 13 ad Acri, 10 a Praia Mare. A Soverato, scongiurata l'esistenza di un focolaio in una scuola dove era risultata positiva una bambina, attenzione rivolta alla scuola di volley femminile, che nei giorni scorsi era stata costretta a rinviare una gara per la positività di alcune atlete. Alla Mezzia Terme 6 nuovi positivi, mentre a Serra Stretta si attendono i risultati dei tamponi molecolari sulle 40 persone positive all'antigenico. Nel Regino salgono in modo consistente i contagi a Gioia Tauro, più 20, e a Bovallino, più 34. È sotto shock i colleghi e gli amici del dottor De Vita. Noi abbiamo sentito il dottor Borselli, responsabile del 118 di Cosenza. Vediamo. Trebisacce oggi piange un camice bianco altruista e dedito al lavoro. Giuseppe De Vita è la prima vittima di Covid tra i medici cosentini, dolore tra i colleghi dell'emergenza urgenza. È tutto il 118 nazionale in lutto per questo evento tragico della morte di Pino De Vita. Ha tentato in tutti i modi di sconfiggere questo maledetto virus. Non voleva essere intubato quando era all'Annunziata, ha cercato in tutti i modi, poi alla fine purtroppo il virus ha vinto, addirittura è stato tentato di tutto, è stato tentato anche l'ECMO, infatti è deceduto all'università dove era sottoposto ad ECMO. E di lui dobbiamo ricordare che era
lavorava al 118 di Trebisacce da oltre 10 anni, un medico con un'umanità incredibile. Addirittura negli ultimi anni, come tutti sapete, c'è una carenza di medici al 118 e a Trebisacce questa carenza di medici veniva colmata proprio da Pino De Vita e da altri colleghi che facevano dei turni aggiuntivi per mantenere la popolazione, per avere sempre il medico del 118 a disposizione. Lascia la moglie e un figlio a cui lui era legatissimo, un figlio di 18 anni. Devo dire che abbiamo con lui condiviso tantissime cose. Era, oltre che un collega, era un amico, amico non solo mio, ma amico veramente di tutti. Quindi anche le istituzioni ci debbono aiutare sia come mezzi che come uomini, se possibile, perché è l'unico, credo, e comunque il primo impatto per che la gente chiede soccorso e aiuto, il primo ad essere presente è sempre il 118. Abbiamo avuto anche altra gente contagiata da questo virus, siamo a 6 medici e purtroppo Pino De Vita tra questi 6 non ce l'ha fatta. Altri 2 sempre sullo Ionio abbiamo avuto sintomatici che ne sono usciti, e anche nel 118 del Tirreno. Una decina di infermieri pure. Speriamo che questa vaccinazione che stiamo cercando di fare, questa vaccinazione di massa, porti almeno a una quantomeno vittoria nei confronti di questo nemico invisibile. Ci spostiamo a Catanzaro per l'allarme lanciato dal primario di malattie infettive del pugliese Ciaccio della città capoluogo appunto di Catanzaro. Lui dice: cresce la pressione sugli ospedali. Vediamo. I contagi aumentano e al pugliese Ciaccio di Catanzaro scatta l'allarme. Il primario di malattie infettive, il dottor Lucio Cosco, a confermare ai nostri microfoni che i posti letto, il reparto, sono tutti occupati. Siamo vicini alla saturazione, in questo momento c'è già un paziente in attesa di essere ricoverato nel nostro reparto, quindi arriveremo a 33 pazienti ricoverati più quelli che stanno nel terzo reparto Covid, appunto. Siamo vicini, purtroppo la situazione è preoccupante e invito tutti ad usare la massima attenzione proprio per evitare ancora, per quanto è possibile, un acuirsi dell'epidemia. Questa seconda ondata, che tra l'altro non è mai finita, è veramente un'altra storia per quanto riguarda i numeri che l'intera regione e i miei colleghi abbiamo dovuto affrontare. Giornalmente ci stanno numerosi ricoveri e quanto non ci fa intravedere che almeno a breve possa migliorare la situazione. Molto sono anche i soggetti giovani che questa volta vengono ricoverati in condizioni abbastanza serie.
I numeri, il bollettino di oggi ci dice che calano i contagi, si registra un più 2,95, quindi i nuovi positivi sono 295 in Calabria, 2 i morti, in area medica 6 i ricoveri e stabile il dato delle terapie intensive. Vediamo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati 2.690, 295 i nuovi positivi, in particolare 56 a Cosenza, 58 a Catanzaro, 14 a Crotone, 7 a Vibo e 160 a Reggio Calabria. Per quanto riguarda i ricoveri, 291 il reparto e 27 nelle terapie intensive, 2 i decessi. Sul fronte del vaccino resta fanalino di coda la nostra regione per somministrazioni rispetto alle dosi ricevute. Il sindaco di Reggio offre collaborazione all'ASP per invertire la rotta. Vediamo. Sempre all'ultimo posto la Calabria, con 17.023 somministrazioni su 39.280 dosi di vaccino ricevute, il 43,3%, unica regione sotto il 50%, un ritmo lento che probabilmente non farà avvertire ai centri vaccinali della nostra regione la penuria di antidoto al virus che sarà determinata dalla diminuzione di consegne imposta da Pfizer. L'azienda statunitense ha infatti informato l'Italia di voler ridurre del 29% le consegne di dosi, scatenando l'ira e le proteste del commissario Arcuri. Intanto, mentre l'ASP di Reggio Calabria ha deliberato l'acquisto di 3 frigoriferi per la conservazione delle fiale, il sindaco Falco Matà evidenzia il primato negativo della nostra regione ed invita a un'inversione di rotta. Rispetto alle 40.000 doti arrivate nella nostra regione, soltanto una percentuale molto bassa, inferiore al 40%, è stata somministrata rispetto a quello che era il programma. Non lo possiamo accettare, ringraziamo ovviamente sempre i medici, i volontari che ci stanno mettendo il cuore e che stanno anche dando il loro contributo massimo di professionalità e di umanità anche rispetto alla partita dei vaccini, ma la Calabria su questo deve iniziare a correre. Proprio per questi motivi nei prossimi giorni convocheremo la task force. Noi come amministrazione comunale stiamo verificando la possibilità di assegnare all'ASP dei locali idonei per aumentare il numero delle vaccinazioni. L'ACLI propone invece di inserire nelle prime fasce di vaccinazione anche badanti e colf, un modo per tutelare i soggetti anziani. La bozza del piano pandemico e l'orientamento che emerge da una prima lettura fa sorgere alcune perplessità. Mi ha colpito una frase contenuta nel documento ancora in bozza, dove si precisa che le cure devono essere dirottate preferibilmente verso chi ha più probabilità di trarne beneficio, cioè di salvarsi. Ora è evidente che se c'è carenza di posti letto e di personale adeguato, le persone che rischiano di più sono quelle più fragili e più vulnerabili. C'è necessità quindi di tenere sotto controllo la diffusione del virus, anche perché non ci può essere sviluppo economico con una pandemia fuori controllo. Ma in questa fase c'è necessità soprattutto di poter effettuare un numero di vaccinazioni adeguate, almeno 10.000 al giorno, se si intende vaccinare il 70% della popolazione calabrese in 9 mesi. E sono sempre di più i comuni che decidono di non riaprire le scuole. A Civita, nel Cosentino, si riaprirà a fine gennaio. Piscopio, nella frazione di Vibo, in cui si è verificato un grosso focolaio, le scuole riapriranno il 23. E altri 2 comuni della Calabria diventano zona rossa. Si tratta di San Luca e Casignana. Vediamo. Nonostante l'Istituto Superiore di Sanità abbia deciso che la Calabria è zona arancione, preoccupa e non poco la soglia critica raggiunta in queste ultime ore dai ricoveri in terapia intensiva alle nostre latitudini. Oltre 400 i positivi nel bollettino di ieri e si rischia di passare di nuovo ad un indice RT oltre la soglia che possa far ripiombare la Calabria in zona rossa. Intanto però c'è preoccupazione per alcuni focolai che nelle ultime ore hanno portato il presidente facente funzioni Spirlì a dichiarare la zona rossa, oltre a quelli noti del Vibonese di Fabrizia e Piscopio prorogati fino al 23 gennaio, nel Reggino, a Casignana e San Luca c'è una nuova zona rossa fino al 30 gennaio.
Il provvedimento preso d'intesa con il delegato Antonio Belcastro, viste le relazioni dell'ASP e sentiti i sindaci, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del coronavirus. Alla data dell'11 gennaio nel comune di San Luca la proporzione dei casi attivi Covid-19 sulla popolazione residente ha assunto il valore pari a 36,3 casi per 1000 abitanti e nel comune di Casignana, in contrada Palizzi in particolare, si è raggiunto un valore pari a 40,7 casi per 1000 abitanti. L'ordinanza prevede, come noto, il divieto di spostamento fatto salvo solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, e cioè per motivi di salute. C'è un altro comune che resta attenzionato ed è quello di Bovalino, dove ieri il sindaco Vincenzo Maesano, in diretta sui social, ha reso noto un nuovo aggiornamento: 110 positivi attivi, incremento di 34 persone, 119 guariti, 23 in più, e si è aggiunto purtroppo anche un nuovo decesso che porta questo indicatore a 4. E ora vi mostriamo delle immagini che hanno davvero dell'incredibile, un topo tra gli snack e le bevande del distributore dell'ospedale di Corigliano, il Compagna. Poi il distributore è stato rimosso questa mattina, il sindaco di Corigliano Rossano sostanzialmente è molto arrabbiato e denuncia l'incuria in cui versa il presidio ospedaliero. Vediamo. Un topo si muove indisturbato tra gli snack e le bevande del distributore automatico sale e scende tra gli scomparti della macchinetta situata all'ingresso principale dell'ospedale Guido Compagna di Corigliano Rossano nel Cosentino. Il roditore non passa inosservato, un telefonino riprende quanto accade e il video caricato sui social diventa virale, così come protesta e indignazione. Il distributore questa mattina è stato tolto, immediata la presa di posizione del sindaco della città ionica Flavio Stasi. Su Facebook denuncia l'incuria in cui versa il presidio ospedaliero. Ormai, dice, sono troppe le segnalazioni di cittadini rispetto ai disagi causati da incuria nello SPOC Corigliano Rossano. Entrambi i plessi, oltre alle questioni strettamente sanitarie su cui intendo investire direttamente il nuovo commissario dell'ASP, presentano da tempo problemi agli impianti e mancata manutenzione, dagli ascensori alle infiltrazioni fino al ritrovamento di topi e altri animali, situazione che non possiamo più tollerare. Abbiamo diffidato tanto l'azienda sanitaria quanto la direzione sanitaria dello SPOC, conclude, a prendere improrogabilmente provvedimenti rispetto allo stato dei plessi ospedalieri e ci aspettiamo interventi immediati affinché certi episodi, che bene fanno i cittadini a denunciare, non accadano più. Il Recovery Fund, un'occasione per la Calabria. I parlamentari sono divisi. Per Forza Italia la nostra regione è stata dimenticata, per il PD invece si tratta di un importante passo in avanti. Vediamo. Parlamentari divisi sul Recovery Fund. Per alcuni è un'occasione per la Calabria per abbattere il divario con il nord, per altri invece alla nostra regione sono destinate solo briciole. Per Forza Italia dunque la Calabria è stata dimenticata. Per regole europee il 65% dei fondi dovrebbe essere di per sé destinato al Mezzogiorno e alla Calabria. Ora invece ci hanno dato delle briciole, circa il 34%, e soprattutto nei progetti approvati ci sono già delle cose che erano incluse nel piano al sud. Lo scorso 14 febbraio, circa un anno fa, è stato presentato e conteneva il piano al sud e conteneva investimenti tipo l'ammodernamento della rete ferroviaria, aeroporti, porti. È da sottolineare che purtroppo non è iniziato nulla di questa attività ed è il primo punto. Il secondo, ci prendono ancora di più in giro perché le inseriscono nuovamente in quel poco di briciole del piano nazionale di resilienza. Per il PD invece un primo passo è stato fatto. Nel testo del Recovery Plan licenziato dal Consiglio dei Ministri ritroviamo alcune più importanti proposte fatte dal Parlamento, in particolare dalla Commissione Trasporti e dai deputati del Sud del PD. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, l'elettrificazione della ferrovia ionica da Sibari a Reggio Calabria,
la nuova ferrovia, la realizzazione della nuova ferrovia Cosenza-Catanzaro. Certo, nel momento in cui questo testo arriverà in discussione alla Camera, faremo in modo che ci sia accompagnato dal studio di fattibilità della futura alta velocità Salerno-Reggio Calabria e da tutto quello che è necessario perché le opere siano effettivamente cantierabili e realizzabili entro il 2026. Altre 5 persone, siamo alla cronaca, indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Paola che ha portato all'interdizione per 12 mesi del direttore sanitario dell'ospedale SPOC, Paola Cetraro, tra gli indagati anche il figlio e il nipote di Vincenzo Cesario. Vediamo. Si allarga l'inchiesta della Procura di Paola guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni sui vaccini anti-Covid che sarebbero stati somministrati a parenti e amici dal direttore dello SPOC di Paola Cetraro, Vincenzo Cesario, interdetto per 12 mesi dalla professione. Altre 5 persone sono indagate, tra loro anche il figlio e il nipote di Cesario, ossia Valerio Cesario di 32 anni e Nicola Luceri di 38 anni. Gli altri indagati sono Franco Tirpicchio di 68 anni di Cetraro, Rosa Olivito Spadafora, 41 anni, infermiera di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Maio, 52 anni di Fuscaldo. A Vincenzo Cesario vengono contestati un centinaio di episodi delittuosi di appropriazione indebita, nonché 2 ipotesi di falso, e poi truffa e turbata libertà degli incanti. Di quest'ultima accusa devono rispondere in concorso anche Valerio Cesario, Nicola Luceri e Giuseppe Maio. Quest'ultimo, dipendente della società Il Faro, avrebbe rilasciato su richiesta di Vincenzo Cesario false attestazioni nei confronti del figlio e del nipote del direttore sanitario dell'ospedale SPOC, comprovanti il possesso di alcuni requisiti richiesti dal bando dell'ASPA di Cosenza per il reclutamento del servizio di pulizia nel nosocomio. Cesario, inoltre, sempre secondo quanto ricostruito dalla Procura di Paola, avrebbe più volte certificato di aver utilizzato l'auto dell'ASPA per ragioni d'ufficio, anche per farsi annullare verbali di violazione al codice della strada, mentre è stato scoperto che il mezzo veniva utilizzato per ragioni private. Intanto Vincenzo Cesario respinge le accuse, dimostrerò, dice, che non merito questo fango. Sul tampone molecolare che avrebbe fatto a parenti e amici, Cesario precisa che la frase "tampono anche i gatti", intercettata dagli inquirenti, significava semplicemente che il tampone andava fatto a tutti per poter garantire la tracciabilità e contenere il virus. Sui vaccini fatti invece a parenti sottolinea che la madre non è stata vaccinata e di aver effettuato 2 vaccini extra a persone che si trovavano in ospedale dove erano rimaste delle siringhe pronte per il vaccino che, se non utilizzate, sarebbero state buttate. Nella vita, scrive Cesario sui social, si cade ma è importante rialzarsi. La giustizia degli uomini, aggiunge, è lenta ma prima o poi deve arrivare. Siamo allo sport, il calcio, la Serie B, il Cosenza grazie al neoacquisto Tremolada riacciuffa il pari nella sfida con il Monza. Nel pomeriggio invece la Reggina sconfitta per 1-0 al Granillo dal Lecce. Le immagini del pareggio tra Monza e Cosenza nel nostro servizio, vediamo. E questa è la nostra identità, andiamo avanti per la nostra strada con convinzione, anche perché quando ti rendi conto che chi lavora con te, che sono i ragazzi, giocano con entusiasmo perché gli piace giocare in questo modo, tu vai avanti per la tua strada. Carattere e determinazione, il Cosenza contro il favorito Monza non sfigura, anzi, come confermato da Occhiuzzi nel post gara, ha giocato a viso aperto e nonostante sia andato sotto ha saputo reagire e ha sfiorato anche la vittoria, nonostante fosse in inferiorità numerica. Ma andiamo con ordine, con Balotelli in tribuna per infortunio. Dopo soli 8 minuti dal fischio d'inizio la squadra di Brocchi va in vantaggio con Barilla che rompe su una palla vagante nell'area piccola trafiggendo Falcone, che poco dopo neutralizza così la punizione angolata di Barberis. Sembra una gara a senso unico, con i lombardi che si spingono in avanti e i lupi a contenere gli attacchi sotto gli occhi della Di Galliani in tribuna. E al secondo affondo il Monza trova il raddoppio con Ghichtier, che si invola in contropiede da fuori aria, fa partire un preciso rasoterra su cui non può nulla l'estremo calabro. Il primo gol degli ospiti è un regalo della difesa di casa, un'incornata di Paletta che fa centro mandando la palla alle spalle del proprio portiere. E l'ultima azione di un primo tempo a senso unico. Nella ripresa mister Occhiuzzi butta nella mischia Tremolada al posto di Iozzi e il Cosenza prende coraggio. Infatti Baez si accentra e calcia, ma Di Gregorio è attento
movimento e blocca agevolmente. Al 14° è Carretta a rendersi pericoloso in aria, cross al centro per Baez anticipato da Paletta in scivolata. Dopo un corner che dà l'illusione della rete è il nuovo arrivo dei Lupi a mettere la firma sul gol che vale oro, approfitta di uno svarione della difesa brianzola e piazza la sfera nell'angolo basso dove Di Gregorio non riesce ad arrivare. 2-2 rimonta riuscita, un abbraccio con i nuovi compagni che il mister racconta così. È venuto ad abbracciare i ragazzi perché ha trovato, lui è stato sorpreso dall'armonia che ha questo gruppo, quindi questo è merito dei ragazzi. È venuto, poi sono andato io incontro a loro, ma è venuto ad abbracciare i ragazzi che stanno in panchina, ci sono ragazzi che soffrono e vogliono giocare. Il Monza dopo il gol subito prova a raddrizzare la gara con Ghichtier, prima viene anticipato e la rete di Boateng poco dopo è annullata per netta posizione di fuorigioco. Poi Falcone in due tempi sul sinistro insidioso di Carlos Augusto e al 40° il destro potente di Mota sfiora l'incrocio dei pali. Dura davvero poco l'ingresso in campo di Koné che si becca il rosso diretto per questa entrata fallosa su Colpani e allo scadere il Cosenza ha la possibilità di portare a casa i 3 punti, ma Di Gregorio chiude lo specchio della porta a Sciaudone imbeccato da Tremolada. Finisce con un punto ciascuno e ora tra calciomercato e campionato al Cosenza serve un successo al Marulla. Come ogni sabato la nostra rubrica dedicata ai libri, Bookmania, vediamo. Il 2021, l'anno di Dante Alighieri, 700 anni dalla morte del sommo poeta, simbolo di unità del nostro paese. Ad inaugurare questo importante anniversario il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tante le iniziative a partire da Ravenna, città in cui è sepolto Dante e che ha deciso di accompagnare le notti con installazioni costituite da 16 endecasillabi luminosi tratti dalla Divina Commedia e distribuiti per le vie della città. Citiamo inoltre il Dante di previsto per il 25 marzo che dovrebbe riunire il mondo della scuola. Antonietta Cozza, che è docente e giornalista, ci racconta la Divina Commedia spiegata ai ragazzi. Ma che cosa Dante può insegnarci oggi e soprattutto cosa può insegnare ai nostri ragazzi? Un libro bellissimo che vi consiglio è Come Dante può salvarti la vita di Enrico Castelli Gattinara, che ci insegna come la conoscenza fa sempre la differenza. Ma davvero, cosa può dire e dare ai nostri studenti? Dante ci ha insegnato qualcosa di straordinario attraverso la simbologia delle sue 3 canti, che come la vita e il presente talora può essere un inferno che va comunque attraversato, va vissuto sulla pelle per arrivare poi al purgatorio e di qui al paradiso a rivedere le stelle. Ma ci vuole coraggio, ci vuole impegno, ci vuole forza, ci vuole titanismo morale, ci vuole resistenza, ed è questa la lezione di Dante, quello di combattere i tempi bui e nefasti attraverso la forza e la resistenza e l'arte del conoscere per arrivare alle stelle. Poi il linguaggio, ragazzi, questo veramente voglio dirlo ai ragazzi, Dante usa il linguaggio in maniera meravigliosa, straordinaria. Tutte le parole, da quelle più basse a quelle più alte, auliche, sono nell'opera di Dante, perché la parola è resistenza anch'essa, è coraggio, è potenza, è significato, e le parole ci salvano come ci dannano. E allora utilizziamo Dante veramente come un grimaldello per leggere e vivere questo tempo. E voglio concludere questo mio intervento con la potenza della conoscenza e con una terzina che amo sommamente, è la terzina tratta dal 26° canto dell'Inferno, il canto d'Ulisse, in cui Dante dice: nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Davvero conoscere può fare la differenza. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria.
Temporaneo miglioramento con ulteriore calo termico a causa di venti di tramontana che spingeranno il minimo depressionario verso il mare Egeo. Un nuovo impulso instabile previsto in scivolamento lungo il Tirreno per la seconda parte di domenica con possibili nuove precipitazioni. Farà molto freddo sui rilievi e nelle valli interne con estese gelate nella notte tra sabato e domenica. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso al mattino con parziali annuvolamenti solo su Vibonese e Reggino, gelate a quote collinari nelle valli interne. Dal pomeriggio nuovo peggioramento dai settori tirrenici con piogge e nevicate a quote basse, specie sul Cosentino. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli dai quadranti settentrionali, moderati sul settore crotonese, tendenti a disporsi da sud-ovest nel corso della giornata. Mari poco mossi, mosso il settore ionico crotonese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, a Michele Cava in messa in onda, a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.